Comandante, arriva il cambio al comando, come sono stati questi 28 mesi a Jesolo e cosa succederà poi? Sì, 28 mesi, 3 estati, diverse chiavi di lettura, ogni giorno vissuto con lo stesso obiettivo: servizio incondizionato a favore della collettività. Mi piace pensare che adesso vado via da Jesolo e lascio la guida della Guardia Costiera di Jesolo e Cavallino Tre Porti con la consapevolezza di aver dato un contributo ai nostri ospiti e al cluster. Tra le tante attività che sono state portate avanti sulla costa tra Jesolo e Cavallino, quali sono le principali che hanno riguardato la Guardia Costiera? 2 anni di Covid senza un manuale di istruzioni ci hanno messo a dura prova. Su due piedi le direi plastic free nei campeggi, un'attività fatta nei 5 più grandi campeggi del comune di Cavallino Tre Porti a beneficio di quasi 5.000 bambini, per lo più stranieri, dove la Guardia Costiera è riuscita a sensibilizzare i più piccoli all'uso corretto e sostenibile della risorsa mare. Ma poi lo Jesolo Air Show, dove c'è stata per la prima volta nella storia la partecipazione di un velivolo ad ala rotante della Guardia Costiera. Ricordo con piacere questi, però ne abbiamo fatti tanti. Il primo con cui abbiamo esordito, me lo lasci ricordare, il pomeriggio accessibile con la Guardia Costiera, un evento a beneficio delle persone disabili, un centinaio in quella circostanza come primo evento, ospiti qui da noi, dove abbiamo condiviso tante emozioni e forse sono stati loro a regalarcele quella volta, tante emozioni. Cosa aspettarsi da questo ruolo, comandante? Sicuramente sono conscio del fatto che sia un ruolo delicato, perché si inserisce in una realtà che ha delle grandi peculiarità e delle potenzialità che devono essere sfruttate a favore di tutta la collettività, e sono appunto consapevole di questo ruolo delicato che che vedrà tutto l'ufficio, il personale, quale insomma garante della tutela dell'ambiente e del mare. Sì. Le prime sensazioni sono state bellissime e devo dire che ho delle grandi aspettative, per cui sono contento di essere qui e spero di fare bene.